positiva. Allora, riprendiamo dal Crastatone.it, pagina Facebook Il Crastatone, collegata anche ad Amiata News, e siamo con Bruno Cornacchia, priore della contrada di Borgo. Un clima tipicamente autunnale, un Crastatone che va avanti, anche se nel fine settimana passata insomma c'è stato qualche problemino, però le contrade, comprese ovviamente Borgo, tutte hanno risposto positivamente. Certo, la festa va salvaguardata comunque, e poi tutti questi allarmismi che sono venuti anche da tutte queste previsioni poi non si sono riscontrate alla fine. Esattamente. Il fine settimana scorso è stato molto brutto, però poi, a parte un po' d'acqua che ha fatto, che comunque un po' ci rovina la festa, ma non è che ce la fa smettere. Noi andiamo avanti per la nostra strada, garantiamo tutte le nostre iniziative. Ecco, tra l'altro il concerto di questa sera, a maggior ragione, vi siete organizzati per farlo al coperto. Eventualmente, se dovesse piovere, lo facciamo al coperto, perché oltre che è un lavoro è anche un divertimento per tutti i nostri contradaioli, perciò ci tengono anche che tutte le iniziative organizzate vadano a buon fine. Senti, un grande lavoro, divertimento è vero, però c'è veramente tanto volontariato, una grande organizzazione, le contrade con l'amministrazione comunale e la Proloco danno del loro meglio, e quest'anno particolare attenzione, lo dico come priore, anche al discorso della prevenzione alimentare e soprattutto degli alcolici per i più giovani. Sì, sono stati messi cartelli da tutte le parti, sia per il discorso di allergeni, per chi fosse allergico a qualcosa, ci siamo organizzati anche per fare dei piatti particolari per la gente che ha dei problemi anche di allergie. E i superalcolici chiaramente non vengono somministrati ai minori, neanche durante il pranzo o le cene. A proposito di questo, di là dello stand, che ovviamente sono sempre in funzione, però sono sempre aperti i ristoranti delle contrade, cantine sempre aperti sia il giorno che la sera, qualunque tempo possa venire. Qualunque tempo possa fare. Poi almeno il mangiare è al coperto, perciò ecco, non ci sono problemi. Esattamente. Bene, allora ti lascio, fuoco, castagne, venite a Piancastagnaio, il clima è autunnale e è bello per questo il Crastatone. È autunno, perciò bisogna prendere quello che viene. Dai, ciao, a dopo. Rio! Ecco, vedete? Stiamo proprio inquadrando, ora stanno preparando le castagne, saranno appena finite di tagliare, di castrare, da qui proprio il termine, il Crastatone, le castagne crastate, e qui stanno asciugando la legna perché un po' di pioggia c'è stata, però qui l'organizzazione è sempre al massimo. Ora noi ci affacciamo, andiamo e vediamo, ecco, questo è la contrada di Borgo. In questo caso questa mattina siamo andati in castello, oggi proveremo ad andare in coro e cerchiamo un po' anche noi di metterci del nostro, quindi questo è il tendone che è stato appositamente allestito in caso di pioggia, dove verrà fatto eventualmente il concerto di questa sera. Bene, questa è Piazza Belvedere, la gente sta venendo, ora sono tutti, lo posso testimoniare, all'interno dei ristoranti, stanno chiedendo di mangiare, e pian pianino ci avvicineremo nuovamente alla festa. Ricordiamo oggi il 2 di novembre, quindi è tradizione a Piancastagnaio abbassare un po' i toni fino a verso le 15, le 16, per poi riprendere in pieno la festa. Volevo inquadrare i cartelli che sono stati messi quest'anno, di cui parlavamo prima. Vedete, è vietato vendere alcolici a 18 anni, e qui ci sono tutti i vari menù, gli stand, si sta cuocendo. A più tardi.